George Best, il mito del calcio inglese, nato a Belfast il 22 maggio 1946, è ritenuto il miglior calciatore nordirlandese della storia e uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. Soprannominato Quinto Beatles per via della sua capigliatura molto simile a quella dei membri della mitica band di Liverpool, vinse la Coppa dei Campioni nel 1968, anno in cui conquistò anche il Pallone d'Oro. Considerato uno dei più grandi dribblatori di tutti i tempi, il suo stile di gioco comprendeva velocità, equilibrio, abilità palla al piede ed una gran facilità nel superare i difensori avversari. Best era anche un attaccante dalle grandi qualità tecniche, dotato anche di potenza, stacco di testa e abilità nei contrasti. Nonostante il suo fisico gracile e la statura non eccelsa, riusciva spesso a sovrastare i difensori. Esordì con la maglia del Manchester United in campionato a 17 anni, il 14 settembre 1963 contro il West Bromwich, partita vinta tra l'altro dalla sua squadra per 1-0. Giocò la sua prima partita in FA Cup in occasione della vittoria per 5-1 contro il Burnley, segnando il suo primo gol con la maglia dei Red Devils. La stagione si concluse con 6 reti in 26 presenze per Best, con un secondo posto in campionato alle spalle del Liverpool. Astro nascente del calcio inglese, Best ottenne la definitiva consacrazione all'età di 19 anni, quando segnò una doppietta nei quarti di finale di Coppa dei Campioni al Benfica. Il suo talento e la sua personalità cominciarono ad affascinare i media, che gli riservarono sempre più spesso le prime pagine dei quotidiani. George Best vestì per 11 anni, dal 1963 al 1974, la maglia dello United, collezionando in totale 361 presenze e 137 reti, giocando nella sua lunga carriera per altri 10 anni con vari club. Si ritirò il 1 gennaio 1974 dopo la partita a Loftus Road di Londra contro il Queen Park Rangers. Con la nazionale nord-irlandese ottenne 37 presenze, segnando 9 reti.